110, 116, 372, 378, 422, 424, 535 del codice penale e 488 e 489 del codice di procedura penale, la Corte di Assise di Viterbo dichiara Pisciotta Gasparo, Terranova Antonino inteso Cacaova, Mannino Franchi inteso Ciccio Lampo, Cucinella Antonio inteso Curazzolo, Cucinella Giuseppe inteso Curazzolo, Badalamenti Nunzio inteso Culo Bianco, Pisciotta Francesco inteso un po' un po', Gabbio Francesco inteso Reversino, Genovese Giovanni inteso Manfredi, Genovese Giuseppe inteso Manfredi, responsabili della strage ad essi ascritta e consumata il 1 maggio del 1947 in Portella della Ginestra, e li condanna alla pena dell'ergastolo con l'aumento dell'isolamento diurno per la durata di mesi 6 ciascuno. Condanna Russo Angelo, inteso Angelinazzo, e Pisciotta Vincenzo, inteso un po', a 20 anni di reclusione. Visto l'articolo 479 del Codice di procedura penale, assolve Corrao Remo, Mazzola Vito e Motisi Francesco Paolo dalle imputazioni residuate ad essi ascritte per insufficienza di prove. Visto l'articolo 54 del Codice penale, assolve inoltre tutti gli altri imputati dalle imputazioni di correità nel delitto di strage consumato a Portella della Ginestra, per aver agito in stato di costruzione per salvarsi da un pericolo attuale di un danno grave alla persona. Veggia forte! Visto l'articolo 150 del Codice penale, dichiara infine di non doversi procedere a carico di Giuliano Salvatore, Passatempo Giuseppe, Candela Rosario e Sciortino Giuseppe perché morti.